ever fall for a body that's an oath. Dal 21 al 28 gennaio 2023 si svolgerà in Friuli Venezia Giulia il Festival Olimpico della Gioventù Europea, EIOF 2023. Saranno presenti 47 nazioni, oltre 2.300 partecipanti in 14 discipline degli sport invernali. Anche io mi unisco allo slogan One Region, One Festival. One Region, One Festival. Facciamo 2 curve insieme, così vi invoglio! In quest'ultima settimana che ci porta al Festival Olimpico della Gioventù Europea, ultimo appuntamento settimanale dunque di Bianconero XXL per conoscere i vari aspetti legati a EIOF 2023, tra questi anche una collaborazione molto importante con l'Università degli Studi di Udine. In particolare ne parliamo questa sera con il professor Cristian Micheloni, ben trovato in nostra compagnia, grazie. Grazie per l'invito, buonasera. Allora, partiamo intanto da come nasce il contatto, che cosa farete con EIOF, quindi un quadro generale di quella che è la vostra collaborazione con EIOF e quali strutture saranno interessate. Sì, con EIOF abbiamo una collaborazione in atto ormai da parecchio tempo, è iniziato con un accordo quadro con l'Università di Udine per supportare EIOF in diverse attività e in particolare dal punto di vista scientifico per sviluppare delle nuove tecnologie rivolte all'analisi delle attività sportive e in particolare degli sport invernali. Noi come Università di Udine, in particolare il laboratorio di Machine Learning e Perception, si sta occupando su analisi di eventi sportivi e di attività sportive. In collaborazione con EIOF e quindi con la Presidenza e la Direzione abbiamo pensato già diverso tempo fa di iniziare una collaborazione appunto per integrare le nostre attività di ricerca in qualcosa di nuovo, in particolare sugli sport invernali. Che cosa avete pensato? Insomma, poi sarà qualcosa di sicuramente molto tecnico, ma se riesce a rendercelo appunto alle persone da casa, che cosa avete pensato, che cosa farete, a cosa serviranno questi dati? Diceva che viene integrato appunto con la vostra attività, con le vostre ricerche già in essere. Cerchiamo di applicare degli algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i gesti atletici degli sportivi e quindi poi riuscire a veicolare le informazioni che noi riusciamo a estrarre dal sistema di intelligenza artificiale in un modo, diciamo, intuitivo per essere compreso non solo dagli atleti, ma anche dagli allenatori degli atleti stessi, ma poi successivamente anche dal pubblico televisivo. A che punto stanno le cose in questo campo? Credo che ci siano magari diverse situazioni a seconda dei diversi sport. Certamente gli sport invernali variano tantissimo in quanto varia l'ambiente in cui essi vengono praticati. Ci sono alcuni sport come l'hockey su ghiaccio dove c'è già un qualcosa in essere dal punto di vista della ricerca e anche dal punto di vista della produzione in ambito anche televisivo. Altri sport invece risultano essere più acerbi sotto questo punto di vista. In particolare le discese di slalom speciale gigante risultano essere ancora non coperte da questo tipo di ricerche e di attività. E infatti noi siamo tra i primi
laboratori e prime università a collaborare in questo ambito. I vantaggi poi quali sono, sia dal punto di vista della pratica sportiva che dal punto di vista della fruizione della stessa, dicevo dal punto di vista televisivo per esempio? Ma dal punto di vista della pratica sportiva le nostre analisi potrebbero o dovrebbero consentire all'allenatore di indicare all'atleta in modo molto più preciso quali che sono state le sue gesta atletiche, quindi dando un'indicazione di dove l'atleta ha sbagliato, di dove l'atleta ha fatto bene, ma non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche dal punto di vista quantitativo, quindi indicando quanti secondi ha perso su una porta, qual è la traiettoria che ha eseguito, quella traiettoria che avrebbe dovuto eseguire, e poi c'è anche la comparazione tra i diversi atleti, quindi si può fare un'analisi comparativa tra le diverse persone che si stanno allenando nello stesso giorno. Tutto questo come si fa? Con quali strumenti? Strumenti direttamente diciamo da indossare, strumenti come telecamere, come si raccolgono questi dati? Allora, noi proponiamo un'attività puramente passiva all'inizio, in cui abbiamo a disposizione telecamere e sensori di misurazione tipo LIDAR che ci consentono di acquisire le informazioni semplicemente andando a monitorare dall'esterno l'attività dell'atleta. Ci sono possibilità di integrazione con sensori wearable, quindi indossabili, che consentono appunto di avere ulteriori informazioni, ma che ad oggi non sono molto gradite dagli atleti. E quindi appunto per andare incontro a questa esigenza dell'atleta abbiamo cercato di proporre una soluzione totalmente passiva. A Tarvisio in particolare ci sarà qualcosa di speciale, cosa accadrà? Sì, a Tarvisio questo progetto ci ha consentito di definire quella che noi chiamiamo pista 2.0, dove sulla pista C di allenamento del comprensorio di Tarvisio abbiamo realizzato un'infrastruttura telematica che ci consente di posizionare 8 telecamere più altri sensori che riescono a monitorare il gesto atletico dall'inizio della gara fino alla sua terminazione. E tramite questi dati siamo in grado appunto di elaborare le prestazioni dei singoli atleti. E questo magari potrà riguardare anche non direttamente atleti? C'è in previsione l'utilizzo di queste infrastrutture anche per scopi turistici, quindi per diciamo sciatori non atleti, quindi paganti che attraverso in futuro una app potrebbero accedere alle informazioni che noi abbiamo acquisito sull'infrastruttura. Ci tengo a dire che questa infrastruttura è la prima al mondo. Infatti rientro proprio questa settimana da un convegno internazionale in cui sono entrato in contatto con diversi colleghi, tra cui un collega dell'Università di Tokyo che è uno dei promotori della candidatura a Sapporo 2030, che è molto interessato all'infrastruttura, dato che intanto che mi ha chiesto di venire a visionarla per appunto attrezzarne una simile presso i loro comprensori. Come sarete impegnati? Quante persone saranno impegnate? Come raccoglierete i dati nei giorni di EIOF? Lo staff è composto da 2 docenti universitari e un ricercatore a tempo determinato. Diciamo tutti esperti sciatori, io un po' meno ovviamente, e poi ci sono degli studenti. Noi saremo coinvolti soprattutto nelle discese e nelle fasi di allenamento, quindi ci concentreremo durante il festival sullo sci alpino. Le altre attività le abbiamo analizzate attraverso video che abbiamo acquisito dalla rete. I risultati di queste ricerche? Ci sarà sicuramente una presentazione, una divulgazione dei risultati. Noi speriamo, tempo permettendo, di poter fare
queste analisi in live, quindi in real time, e poi alla conclusione del festival andremo sia a creare il nostro rapporto tecnico dal punto di vista scientifico per il comitato organizzatore, ma poi anche successivamente ci sarà opportunità per avere delle press conference dove divulgare il nostro risultato e la ottima collaborazione che abbiamo avuto con EIOF, non solo al territorio regionale che ci ha supportato enormemente, ma crediamo anche al territorio nazionale, anche in ottica, speriamo, di Milano-Cortina 2026. Eh sì, assolutamente, perché c'è questo appuntamento al quale tutti stiamo guardando e per il quale EIOF in particolare rappresenta poi un gradino anche di accesso per contiguità geografica, per età dei partecipanti, per proprio appunto anche sperimentazione in vista di questo appuntamento molto importante. Grazie per averci raccontato tutto questo, buon lavoro allora. Grazie a voi dell'invito e speriamo a un buon EIOF 2023. One region, one festival. Ciao a tutti, sono Filippo Della Vite e anch'io mi unisco a One Region, One Festival. Never ever fall for a party that's an oath.